Oggi si discute su strategie preventive ginecologiche dall'adolescenza all'età prematura, un interessante momento di approfondimento che vede coinvolti in questi 2 giorni tanti medici, professionisti, esperti provenienti da tutta Italia. Sì, è stato un momento di confronto importante per quanto riguarda la prevenzione dall'età dell'adolescenza a quella dell'età matura, in cui molti professionisti esperti si sono confrontati e hanno ovviamente dimostrato quali sono le linee guida e le strategie da mettere in atto per poter seguire e prevenire le patologie che affliggono le donne in qualsiasi età. E che consigli dare, dottoressa? Importante l'adesione agli screening, per la donna lo screening per il carcinoma della porsi e lo screening per il tumore della mammella, ma è importante anche uno stile di vita di prevenzione sia per le infezioni sia per tutte le malattie dismetaboliche che possono in qualche modo predisporre all'insorgenza di malattie della sfera genitale femminile. Sia per le persone anziane che per quelle più giovani? Certo, sicuramente, si comincia dalle giovani per poi arrivare a un'età matura, sana e con minori problematiche. Parlare di prevenzione ginecologica oggi qui ad Agrigento in questi 2 giorni sulla prevenzione sia per le ragazze più giovani che per le persone più adulte, perché bisogna farlo? Beh, come dicevamo ieri, oggi gli ospedali non sono solo strumento di cura ma soprattutto di prevenzione, quindi in questo ambito abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sulla prevenzione oncologica, quindi col vaccino per il papillomavirus, sulla prevenzione delle possibili disturbi e complicanze ostetriche con tutti quindi quelle stili di vita e modalità da applicare prima e durante la gravidanza e poi con lo studio di complicanze possibili successive, quindi dallo screening dei tumori del collo dell'utero alla necessità di terapie ormonali in postmenopausa per gestire al meglio questa fase avanzata della vita della donna. Si fa abbastanza prevenzione oggi in Italia? Sì, se ne fa abbastanza, ma va fatto sempre di più. Abbiamo appena visto come i cicli vaccinali in Italia siano al 40%, in Sicilia addirittura al 25%, quindi è necessario sensibilizzare la vaccinazione al papillomavirus e sensibilizzare donne a malattie importanti, talora mortali come il tumore dell'ovaio, e grazie a uno screening ecografico che attualmente non è ancora validato ma che in realtà potrebbe salvare molte vite, oggi noi dobbiamo promuovere queste procedure per cercare di fare prevenzione sempre più e ridurre i numeri di casi di pazienti da trattare per malattie veramente letali. Ecco, l'intelligenza artificiale come entra nel discorso della prevenzione, in particolare per i più giovani che vi ci ricorrono? Sì, l'intelligenza artificiale è una grossa arma che può aiutare il clinico, consente di vedere quello che un clinico osserva in 20-30 anni. Poi è sempre comunque fondamentale saper gestire il risultato di intelligenza artificiale e eseguire un counseling adeguato al fine di gestire al meglio il riscontro ecografico clinico a cui ci troviamo di fronte. Non è da sostituire ovviamente a una visita specialistica? No, assolutamente no, è comunque fondamentale che sia gestita da un clinico, non possiamo oggi essere gestiti semplicemente dalle macchine, è necessario un approccio olistico, quindi una valutazione globale che ad oggi fortunatamente ancora l'intelligenza artificiale non può fare in modo autonomo.